segretario dirà quali sono le ragioni, perché io sono nel senso, per legge devo portarlo all'attenzione del Consiglio, perché per legge non posso esimermi, quindi il Consiglio, vuol dire, non può esimersi dall'applicazione di una norma. Quindi io prima di sentire gli altri consiglieri inviterei il segretario a illustrare, se siete d'accordo, le ragioni della delibera e come anche questo, le modalità e i problemi. Perché ricordo che questo è un dibattito che è stato aperto molto tempo fa e come ha ricordato il consigliere Ramuschi aveva sollevato alcune perplessità, non tanto, ma anche per i consiglieri di maggioranza, non solo non sulla sostanza e sul merito della norma, sul rischio che la norma poteva in qualche maniera intravedere. Però il segretario, ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato con tanti colleghi, non si può in questo momento particolare, io credo che dovremmo tutti avere molta attenzione per chi si assume l'onere di rappresentare gli altri e fare tutto il possibile per fare in modo che il cittadino che noi amministriamo abbia la fiducia di chi lo amministra, che si vengono fuori queste norme che una volta non c'erano, evidentemente le ragioni che prima ha evidenziato il consigliere Florian portano a risultati che stiamo vedendo in questi giorni, in tutti i luoghi, quindi lo sforzo nostro di amministrare il meglio possibile e dare la tranquillità ai cittadini che siamo persone che ci mettono un codice etico. Aveva chiesto la parola il consigliere Bradini, facciamo parlare benissimo. Allora, prego, dottor Ciacci. Volentieri fornisco alcuni suggerimenti per inquadrare meglio il tema dell'argomento. Allora, l'obbligo di pubblicità della situazione attuale dei consigli comunali era già previgente adesso del 7, perché era già nel 1982 era prevista, ma era prevista per i comuni al di sopra della soglia demografica di
San Paolo